Bene, eccoci qua con Antonio Tarlà, siamo sulla pista del velodromo Pier Giovanni Mecchia, però anche stadio del Portogruaro Calcio. Ho voluto farle questa brevissima intervista proprio sulla pista perché adesso siamo in pratica scesi in pista, insomma mi conceda questa banale metafora. Quest'anno si punta molto al senso sportivo, l'anno scorso mi sento di dire che a conti fatti si è chiuso in maniera positiva l'annata, quest'anno, dicevo prima al mister, si parte con un po' di più cautela, ma è giusto così, si punta a far bene e al momento facciamo questo. Sì, abbiamo cercato, come ho detto prima nell'intervista iniziale della presentazione della squadra, abbiamo cercato di dare i giocatori o la tipologia dei giocatori che voleva Gallina. La prima cosa è stata subito confermare Gallina perché, visto quello che è successo l'anno scorso, che ci siamo trovati all'8ª giornata in terzultimi in classifica, Gallina ci ha risollevato e quindi era giusto riconfermarlo. È entusiasta della riconferma, adesso gli abbiamo dato dei giocatori che lui ci ha indicato. Speriamo che adesso la squadra giochi come vuole lui. Ecco, sì, ci sono stati, ho visto tante partenze e diversi nuovi arrivi, insomma si parte con una squadra molto cambiata al di là di alcuni punti fermi. 7/11. Però insomma sono andati via nomi importanti, sì, che il pubblico insomma si era abituato a vedere e a tifare, ma non per questo il Portogruaro si ferma o si parte battuti perché c'è stato qualcuno che vuole sempre vedere nero. Noi col sorriso, come sta facendo lei, ci sorridiamo sopra e parliamo di sport con la S maiuscola, insomma. I tifosi hanno il diritto di dire tutto quello che vogliono, ecco, quindi, e anche di affezionarsi ai giocatori che c'erano precedentemente. Anche io mi affeziono ai giocatori che ci sono stati precedentemente, però andiamo avanti seguendo un programma, seguendo un budget da rispettare e cercando di dare gli uomini giusti al mister, perché poi dopo me la prenderò col mister se poi dopo non... Allora, per chiudere con una battuta, la squadra è già in campo, la vediamo qua nello sfondo, si prepara già con questo primo allenamento, ma poi ce ne sono altri, qualche amichevole, si partirà con la Coppa, poi ci sarà il campo. Abbiamo parlato di squadra, marginalmente della società. La società però è il pilastro basilare e qua abbiamo da dire, perché nessuno forse l'ha detto, c'è la conferma del Presidente che forse è l'unico elemento in cui è sempre stato saldo, perciò lei si assume delle responsabilità non da poco, visto che insomma tutti puntano su di lei perché il Portogruaro ha un passato, una tradizione gloriosa, perciò oneri e onori, le pesa questo? No, come ho detto anche prima nell'intervista, io sono ambizioso come tutti gli altri, sono innanzitutto un tifoso, quindi noi cerchiamo di fare il meglio. L'anno scorso e 2 anni fa siamo arrivati sesti, quindi veramente a un passo da entrare nei playoff. Quest'anno speriamo che la fortuna ci aiuti e che diamo una categoria giusta per il Portogruaro, che secondo me non è la promozione. Bene, allora non ci poniamo obiettivi particolari, andiamo in campo per far bene, l'importante è uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Ecco, io quello che volevo dire è che la squadra è stata cambiata, è stata fatta una scelta tecnica di giocare con il fuoriquota in porta, per avere una persona in più in centrocampo di esperienza o in attacco, quindi questa è stata la scelta principale. Visto e considerato, questa scelta è stata ragionata perché 2 anni fa il Martellago è andato su con un fuoriquota in porta, l'anno scorso lo stesso il Porto Mansuet aveva un fuoriquota in porta, quindi abbiamo pensato anche noi di fare questa tipologia. Voglio specificare una cosa perché non vorrei che la gente pensasse che abbia fatto un errore, che lei è la terza stagione, quarta, terza finita quella ultima. Sì. Andiamo a fare la quarta, sempre stato presidente, però c'è anche un'altra figura che è sempre stato presente, che è Roberto Gabriele, però è cambiato di ruolo, perciò lei è proprio
Poi ho un gruppo di soci veramente buono e quest'anno posso dire che sono entrate 2 persone nuove che sono Giorgio Witt e Paolo Gurizzan, quindi piano piano si mette sempre una persona in più per dare una mano sia a livello, diciamo, di organizzazione sia a livello anche economico. Bene, allora io faccio in bocca al lupo al Portogruaro Calcio, lei come presidente, perché deve insomma attrezzarsi a qualche critica che è normale che durante l'anno venga, non si scoraggi, forza Porto. Sì, venite a vedere il Portogruaro. Bene, grazie.